La vittoria al primo turno sfuma per Stefano Marcona, sindaco uscente e in cerca della riconferma con le ultime 10 sezioni scrutinate, quelle del centro storico, che fanno scendere il 55% di preferenze fino a prima assegnate al candidato del centrodestra al 47% e così Castelfranco Veneto va al ballottaggio, come era stato per 5 anni fa quando Marcon vinse su Claudio Beltramello. Bene, un buon risultato, avremo altri 15 giorni di lavoro per convincere i cittadini della nostra proposta e pancia a terra, come si suol dire. Noi ci muoveremo nel cercare di consolidare i nostri voti, se arriva qualcosa niente di meglio, per l'amor del cielo, ma siamo convinti che insomma, se riusciamo a lavorare consolidando quel risultato che abbiamo avuto, che ricordo essere la prima volta che si ottiene a Castelfranco Veneto, io penso che possiamo guardare al 5 di ottobre con ottimismo. Carico anche lo sfidante Sebastiano Sartoretto, sostenuto da 3 liste del centro-sinistra, che chiude con un 25,23%. Ora dice si può ripartire disegnando un nuovo schema di alleanze. Bisogna che ci uniamo tutti quelli che non sono con la Lega e con Macron e hanno un progetto nuovo e diverso di Castelfranco, devono mettersi insieme e appunto intercettare il consenso di quelli che non sono andati al voto, incontrare frazioni e quartieri e centro e fare in maniera che si possa cambiare. L'ago della bilancia potrebbe essere proprio lei, con il suo 17% di preferenze. Già sindaco per 2 mandati a Castelfranco, ritorna in campo con una civica per amore, come dice lei, della sua città. Io ho sempre detto che il terzo aiuta il secondo, perché l'obiettivo è il cambiamento. Lo era e lo è ancora e lo resta. Si fermano rispettivamente al 6,9% e 3,23% i candidati Lorenzo Zurlo con la sua lista, punto d'incontro, e Cristian Bernardi con il Movimento 5 Stelle. Anche il loro appoggio al candidato del centro-sinistra potrebbe essere determinante per il secondo turno. Nella città di Giorgione mai candidato uscì vincitore al primo turno. Al ballottaggio dunque, nella speranza che l'affluenza sia maggiore rispetto a questo Election Day, dove ha votato soltanto il 60% dei castellani.